Manuele Farrugia lascia l'incarico di presidente dell'Agrigento Lions Club Ossa, Barbara Capucci. Intanto tante le attività sociali che hai fatto, elenchiamone qualcuna. Con quale spirito tra l'altro lasci il club? È stato un anno intenso sotto tutti i punti di vista, purtroppo il lockdown ci ha bloccati nella costruzione dei service, già avevamo organizzato un bel po' di iniziative di solidarietà e ahimè le faremo il prossimo anno, augurandoci che naturalmente tutto rientri e che diciamo, ci sia la normalità nella vita comune di ogni giorno. Sì, tantissime serate, tantissime organizzazioni, tantissimi service, abbiamo collaborato con gli enti più importanti della città, dal comune alla provincia, all'ex provincia, quindi al FAI, a tantissime altre, alla regione. Veramente abbiamo avuto dei partner eccezionali, anche l'università, per cui siamo fieri di quello che abbiamo fatto. Ci siamo occupati di turismo, di attività imprenditoriale, ci siamo occupati di sanità, ci siamo occupati abbiamo fatto tanta solidarietà. Ecco, questa è la cosa che mi inorgoglisce, il fatto che abbiamo investito tutto quello che avevamo nelle nostre casse, l'abbiamo investito in solidarietà all'associazione, alle varie associazioni che si occupano di solidarietà, quindi ai volontari di strada, all'associazione Porte Aperte, al Centro Aiuto alla Vita e naturalmente anche alla Caritas. Ci siamo mossi a 360 gradi ed è stato un impegno piacevole, duro sotto alcuni aspetti, però l'abbiamo fatto con il cuore. Io devo dire grazie allo staff che è stato vicino a me. Mi dispiace per le cose che non abbiamo fatto. Fra tutte, ecco, per esempio eravamo pronti a partire, non so se riesci a vedere, con questa scatola, io non spreco il cibo che distribuiremo a dei ristoranti, per cui se rimane qualcosa sul piatto si avrà la possibilità di portarlo a casa. Questo è il cosiddetto doggy bag che in tutto il mondo va per la maggiore, qui ancora purtroppo non è arrivato, e quindi con questo vogliamo dare un messaggio contro lo spreco alimentare, con il riutilizzo di ciò che non viene mangiato e che normalmente viene buttato, per cui avevamo tantissime altre iniziative da fare, come occuparci di bullismo, occuparci veramente di tante cose. Il futuro di Emanuele, so che lasci una presidenza ma ne prenderai un'altra, le iniziative, anticipaci qualcosa. Sì, devo dire grazie al governatore Sciammetta per avermi onorato, darmi l'incarico come presidente di zona, per cui starò vicino ai 4 club della zona. Sarà un impegno importante che mi vedrà stare accanto non più a un club ma a 4 club, e starò insieme a loro nella costruzione di momenti di solidarietà, per cui sono molto orgoglioso. Ringrazio sempre il mondo dei Lions per avermi anche dato il Melvin Jones, che è una delle più importanti onoreficenze del mondo Lions, per cui oggi sono fiero e orgoglioso di esserlo e di continuare ad esserlo ed impegnarmi per il futuro, per nuovi Lions e per nuove occasioni di solidarietà.